Ciao a tutti e bentornati a una nuova escursione con Antelacus. Oggi ci troviamo all'estremità occidentale dell'altopiano di Asiago, per la precisione al rifugio Larici, che è qui dietro di me. Questo percorso lo abbiamo trovato cercando nel sito web del rifugio Larici, dove ci sono alcuni percorsi segnati con delle cartine. Il nostro scopo è salire a Cima Mandriolo o Mandriolo, perché esistono entrambe le versioni, e per questo utilizzeremo, per cominciare, il sentiero 8,25 che sale in 40 minuti a Bocchetta Larici. Eccoci arrivati a Bocchetta Larici. A questo punto prendiamo a sinistra. Qui non c'è scritto Cima Mandriolo, ma comunque la prossima tappa è Cima Laste e poi Porta Manazzo. Il percorso di oggi è molto semplice, piuttosto breve, con poco dislivello e anche molto panoramico perché si svolge in buona parte in cresta e infatti da questa parte verso sud, dietro di me, si vede il Monte Verena e verso est invece, da questa parte, si vede Cima Portule che abbiamo fatto appunto qualche tempo fa. Con una breve deviazione dal sentiero principale, in un paio di minuti si arriva a un punto molto panoramico, si apre una visuale sulla Val Sugana e sui lagorali. Eccoci arrivati a Porta Manazzo e come da cartelli attraverso il 205 in meno di un'ora saliremo a Cima Mandriolo.
Stiamo per arrivare a Cima Mandriolo, ma quello che facciamo noi oggi è un anello. Arrivati in questo punto c'è una chiara traccia di sentiero che scende giù, non ci sono indicazioni, ma è questo il nostro ritorno, perché scenderemo verso valle e poi chiuderemo l'anello attraverso le varie strade. Ecco, questa qui è Cima Mandriolo, non è quella dove c'è la croce che abbiamo fatto pochi metri fa. Qui a Cima Mandriolo il panorama è veramente fantastico. Lago Rai da una parte, Cima Portule e Monte Verena dall'altra, e da questa parte qui tutti gli altopiani trentini, la cosiddetta Alpe Cimbra. Adesso per scendere torneremo sui nostri passi per 20 minuti circa e poi gireremo a destra scendendo per un percorso diverso da quello dell'andata che abbiamo documentato mentre salivamo. Poi sarà tutta una strada che ci riporterà al punto di partenza Rifugio Larici. Ecco, con riferimento a questo paletto siamo arrivati al bivio che ci permette di fare l'anello e scendiamo giù di qua per questo evidente sentiero. Non ci sono indicazioni. Sbuchiamo su una strada. Qui sulla destra c'è una freccia blu che indica di andare a sinistra. Non sappiamo se si riferisce esplicitamente al nostro percorso, però i bolli blu c'erano anche prima. E qua compare anche un cartello con scritto Cima Mandriolo per chi sale. Bene, ci troviamo sulla strada bianca che in pochi minuti ci riporterà al punto di partenza Rifugio Larici. Il percorso è da classificarsi escursionistico, non ci sono particolari problemi se non qualche punto leggermente esposto. Bene, noi ci salutiamo qui. Se vi è piaciuto iscrivetevi al canale e ricordatevi di attivare le notifiche se volete sapere quando esce il nostro prossimo video. E seguiteci anche su Komoot, dove trovate tutte le tracce GPX dei nostri itinerari. Se invece volete vedere le foto con tutta la descrizione dettagliata dell'itinerario, allora abbiamo anche un blog. E le parole chiave sono sempre le stesse: Antelacus Outdoors. Grazie e alla prossima escursione con Antelacus!